Proprio qui ho messo dei vestiti nei sacchetti Ziploc. E mi si è vestiti in tuo frigorifero. Insomma, sì, ho i vestiti in frigo, e che importa? Almeno così risparmio. Gesù, Gesù. Così non devo metterli in lavatrice, tenendoli qui il freddo uccide i batteri. In questo modo risparmio sul detersivo e risparmio tempo. Ma così quando ti metto in culo stai pure più fresca. Stavo asciugando i vestiti nell'asciugatrice e ho pensato, perché spendere soldi quando basterebbe appenderli dietro la macchina e asciugarli lì? In una qualsiasi auto, in una giornata calda, si possono raggiungere anche i 50 gradi. Ci vogliono 2 o 3 ore per asciugare i vestiti sul sedile posteriore. Mi mutando come asciutto, che pirata. In pratica, Todd ha l'abitudine di andare al supermercato, dà un'occhiata al pesce e alla carne e guarda la scadenza. Compra tutto il pesce che è in svendita, che stanno per buttare via, e lo mangia. Wow, e ancora c'ha dato un oculera. C'è qualche offerta speciale oggi sul pesce? Sì, cosa cerca? Qualsiasi cosa che abbia superato la data di scadenza. Ha qualcosa di vecchio o scaduto? Caffa, ne appisce fatente. Salve, come va? Bene, grazie. Vuole vedere il menù? Ah, no, grazie. Volete qualcosa da bere? Solo acqua. Acqua? Sì. Ya, ma vai a un ristorante e ti pigli solo un bicchiere d'acqua. Ma che devi più pinnola? Io prenderei una Caesar salad. Va bene. Grazie. Torno con l'acqua. Oh, ma che loro rubinette però. No che la bottigliella, perché sennò a chi si fa venire una cosa. Lo so, ma non credo che stavolta sia la stessa cosa. Stiamo parlando di farla valutare perché cerchiamo di venderla No, non mi dice che si va a pigliare, ma su già in dove a te kill. e non penso basti fare dei calcoli. Invece trovare un'agenzia immobiliare online... No. Todd, mettilo giù. C'è mezzo tramezzino qui. Posalo! Perché? Lasci a me, grazie. Maro, che figure merda. Senta, le dispiacerebbe incartarmelo? Odio sprecare il cibo, c'è mezzo tramezzino e quelle patatine sembrano buone. Maro pure sta femmina. Vedi che ha da passare in macchinista. Se mi Insomma- dicono qualcosa dirò che lo sta portando a casa per il suo cane. Oh, ma chi le può battere una mangiacana? Grazie mille, la ringrazio. Scusi. Oh, la moglie si è fatta rossa. Ma già finì fa sti battute in merda. Un Natale Todd mi ha regalato delle patatine e dei biscotti al cioccolato. E io ho pianto. E ci crede. Io ce l'avessi chiamata da capo. 4 anni fa, il macchinista ferroviario Todd Moriarty ha avvolto quasi tutta la casa con del cellophane protettivo. Guarda, di una gisse cose strane, ma una casa caruta con una casa imballata non mi era mai capitata. Da allora vive in questo modo. La gente ride, voglio dire, entrano nel garage o in casa mia e mi chiedono: cos'è, un film di fantascienza? Che ridano pure. Io riderò quando andrò in banca e la venderò bene. Sì, ma non mi dice che è imballato pure cesso, però. Non è preoccupato che ci siano più germi o No, qualcos'altro? per niente, no, la cambio abbastanza spesso. Non so, forse la cambio una volta l'anno, quindi... Una volta all'anno. Allora intanto che la plastica non ci stanno i germi, ma stanno proprio per tartaruga ninja. Sì, è fantastico, per me funziona. Se si sporca non devo spendere i soldi per i detersivi. Quando si dice che uno non mangia per non cagare. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots.